più che una domanda è un appello, diciamo. Entriamo nel discorso che aveva fatto il geometra prima, cioè l'applicazione o meno della 1444. A me dà questa netta impressione che dovendo costruire alla fine negli ambiti consolidati, giusto? Gli ambiti consolidati hanno questa caratteristica che gli edifici al 90% hanno il loro perimetro e attorno c'è un marciapiede pubblico, quindi non c'è modo di costruire di lato ma solo di sopra, quindi vedo che questi ampliamenti possono essere possibili soltanto con 1 o 2 piani di più, o comunque meglio ancora con la demolizione di costruzione, che quello poi dovrebbe essere per rinnovare il patrimonio e migliorarlo. Tutto ciò però sempre al 90% non sarà possibile per le distanze consolidate, perché nell'urbanistica consolidata sono anche distanze consolidate. Le distanze sono tutte quelle che non c'erano e sono state fatte prima del decreto della 1444, quindi abbiamo distanze inferiori. Mi sembra, anche se non sono sicuro perché non è chiaro ancora a nessuno, immagino di leggerlo bene, che il decreto sblocca cantieri dà questa possibilità. Mi pare che parla di enti competenti. A questo punto l'ente competente non può che essere la regione, alcuni non hanno la forza di farlo e ognuno farebbe a modo suo. Allora il mio appello è che la regione poi prendiate molto seriamente il discorso di normare la non applicazione della 1444 per poter risolvere i problemi degli ampliamenti degli edifici, della sopraelevazione degli edifici, altrimenti questa legge non sarà applicata semplicemente. E la risposta che prima ha dato non mi è piaciuta, per carità, capisco che amministrare non è facile, però solo voi della regione dovete avere il coraggio di farlo e di normarlo. Non si può dire ma anche se lo facciamo poi il TAR ci andrà contro eccetera, e no, voi avete i mezzi, gli avvocati eccetera per fare cose certe, andare alla Corte Costituzionale eccetera, comunque combattere per arrivare a delle certezze, perché noi non possiamo costruire senza certezze. La certezza della legge è quello fatto fondamentale, non ci potete dire se fate l'accordo di programma, che non so come si chiama, con l'amministrazione comunale, sono andati in consiglio comunale, lavorate meglio, no? Perché succede poi che nel quartiere A viene applicato in un modo, 3 mesi dopo che c'è un'altra amministrazione viene applicato in un altro. Questo sì che rende il sociale, che infastidisce il sociale, perché poi è applicato subito, diranno quello è amico dell'assessore quindi gliel'hanno fatta e quello non è amico e non gliel'hanno fatta, anche se non è vero. Quindi ci vogliono norme sicure su questo e solo voi della regione potete fare, non potete togliervi questa responsabilità. Lavorateci sopra, perché capisco che è complicato, avete avvocati eccetera, avete modo di combattere, portarla alla Corte Costituzionale se il TAR dice di no, però mi appello perché chiarite questa cosa. L'applicazione del 1444 in un caso o nell'altro, dobbiamo saperlo quando bisogna applicare, quando possiamo derogare. Direi che lo sblocca cantieri è proprio questo. Sì, la regione decida dove e come. Avete questo strumento della Corte Cantieri, non potete rinunciare. Mi appello che c'è un po' a voi capire anche un po' tutto cosa. Come? Forse cioè, è stato sbloccato l'altro giorno, sì, abbiamo il tempo necessario. Non è chiaro neanche a me, non è chiaro a nessuno. Però facciamo processi di intenzione, rispetto all'altro. Hai perfettamente ragione, solo che mi appello a voi, mi fido di voi. Grazie a sono 2 cose diverse, forse non mi sono spiegato bene. Una cosa è lo sblocca cantieri, che è una cosa importantissima, che è coerente con la richiesta del Presidente Zaia di avere tra le 23 materie anche la gestione del territorio, e quindi è un'assunzione di responsabilità che, qualora arrivasse alla Regione, mette la Regione nella pienezza dei poteri per fare quello che ritiene più giusto per il proprio territorio. Allora, se chiedi l'autonomia devi assumere quella responsabilità di avere studi, persone
analisi e quanto altro per fare il meglio che si può, non tutto, cioè non è che si deve fare sempre tutto, il meglio, perché col tutto dopo viene fuori del tutto, cioè non è che dobbiamo sempre dire sì a tutti quanti, perché qualche volta dire sì a tutti quanti dopo qualche anno ci si pente anche. Quindi bisogna fare le cose fatte bene, insomma, tenendo conto delle complessità, ad esempio di tutta la fascia balneare. Non si può non tener conto che queste città sono state costruite in un momento di boom economico dove non c'era un piano, dove si costruiva da sera a mattina un albergo. Quindi bisogna fare una ricostruzione storica di quel percorso là e comprendere perché magari si è a 8 metri piuttosto che a 10. E io credo che da questo punto di vista la Regione abbia la facoltà e la volontà di fare un processo del genere. Altra cosa, in attesa di questo strumento, e bisognerà capire secondo me lo sblocca cantieri quanto realmente profondo è come strumento, perché poi una cosa è dire che le regioni devono fare, ma se io ti dico che andiamo a 5 metri e che la densità diventa 1,8, va bene perché lo ha detto Zaia, ci sarà qualcuno a Roma che ti dice guarda forse hai esagerato, forse potevi fare qualcosa in più. La ricerca storica che sì. No, quindi altra cosa è invece, in attesa di questo strumento, riuscire a continuare quanto hanno realizzato fino ad oggi, dandogli maggiori certezze. Ci sono, insomma, una norma la fai per 570 comuni, non per gli esuli sottomarine. C'è gente a Badia Calavena che forse può pensare di costruirsi una casa o butta giù qualcosa e avere l'appezzamento di terra per far sì che le distanze siano mantenute. Ecco, quello che è la difficoltà tante volte di fare una norma come del genere è che dopo ognuno di noi la contestualizza nella propria realtà. La norma è di carattere generale, bisogna avere la possibilità di andarla anche magari a specificare in maniera su questo il PTRC, se un giorno riusciremo mai ad arrivare all'approvazione del PTRC, potrebbe essere un altro strumento importante dove si va a storicizzare e a togliere eventualmente i vincoli che nascono da un percorso, cioè non è che deve pagare pegno l'ultimo sindaco che è arrivato se nel 1950 costruivi senza pianificazione urbanistica. Oggi c'è, cosa fai? Butti giù, tiri una bomba atomica a Jesolo proprio di costruirla, non è che puoi pensare di fare queste cose qua. Altra cosa è non fermare, cioè noi dovevamo comunque dare l'idea che questa legge non fermava il piano casa terra, perché la preoccupazione di molti era quella, finito il piano casa, finito tutto. No, noi diamo una continuità con processi leggermente diversi, con alcuni percorsi crediamo maggiormente garantisti per chi va a costruire, con poi le difficoltà che rimangono in capo ad alcune realtà, in particolar modo quelle turistiche che sono state costruite in maniera così estemporanea al tempo. C'è un'ultima domanda di